piacerebbe quando comincerà il dibattito che siano presenti anche dall'altra parte i vigili e il signore della Sores, perché come dicono loro che non avevano niente, hanno rispettato i protocolli, hanno fatto tutto e di più per questi ragazzi, come abbiamo visto tutti che secondo me non hanno fatto niente, dovrebbero mettere la faccia, cioè presentarsi e essere qua come ci siamo noi. Sarà Daniele Faleschini Barnaba il giudice del processo unico per i 4 imputati di omicidio colposo plurimo per la morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar, travolti dalla piena del fiume Natisone il 31 maggio del 2024. Il giudice ha accolto l'istanza del pubblico ministero di riunione dei procedimenti avanzata nell'udienza il 17 novembre davanti al giudice Mauro Qualizza, in cui era imputato il solo operatore della Sores Michele Nonino. Questa volta era il turno dei pompieri Andrea Lavi, Enrico Signore e Luca Mauro. Faleschini Barnaba ha deciso di procedere lui con il processo unificato. In aula il procuratore Massimo Lia. Ho seguito il procedimento già dalla fase delle indagini preliminari, intendo seguirlo ovviamente anche nella fase dibattimentale insieme alla collega Puppa. I testimoni di cui è stata richiesta l'ammissione sono 77 tra quelli della procura e quelli delle parti. Il processo è basato su una mole di documenti corposa, ma sarà importante anche sentire il parere dei testimoni citati. Sarà un processo anche documentale, però c'è tutta la parte di ricostruzione di quello che è successo dal momento in cui i ragazzi si sono trovati nel fiume fino alle 14:10. Si tratta di dimostrare, di verificare quanto noi siamo convinti, cioè che il modus agendi dei vigili è stato assolutamente conforme a quelli che sono i loro protocolli di intervento, alle direttive che hanno ricevuto, all'addestramento che hanno ricevuto. Complessivamente tra accusa e difesa ci sono indicati 77 testimoni, ma nessuno ha indicato nelle proprie liste testi le persone offese, che pertanto non saranno sentite in aula nel contraddittorio delle parti davanti a un giudice terzo e imparziale. Il giudice è rinviato al 18 dicembre per la prossima udienza in cui deciderà per la citazione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia regionale della Sanità. Aspettiamo quindi la decisione del giudice adesso sulla nostra istanza e siamo fiduciosi che ci autorizzerà alla citazione del Ministero dell'Interno e dell'ARCS che riteniamo debbano far parte del processo.